dopo 33 anni è dura trovarsi in una situazione del genere. Pensava di poter arrivare alla pensione all'interno di questa azienda e a fatica trattiene l'emozione guardando al futuro incerto che lo aspetta. Sono 44 i dipendenti della Azza Corp di Noventa Padovana, ditta specializzata nella produzione di grandi facciate in vetro, nata nel 2018 dalla fusione della Padovana Aghito e dell'azienda Zambonini di Piacenza, che si sono dati appuntamento davanti ai cancelli. Dopo l'annuncio della composizione negoziata della crisi il 1° aprile, dal 1° gennaio le cose sono cambiate. L'azienda fa richiesta di accesso al concordato preventivo a partire dal 1° del 2026 di quest'anno. Oggi quindi ci troviamo in una situazione ancora di grave difficoltà che ha pesanti ricadute sul piano occupazionale, visto che nel frattempo si è visto disperdere gran parte delle competenze e delle professionalità dei lavoratori, soprattutto nel sito di Padova, diminuito dalle 70 unità alle poco più di 40 attuali. Non ancora pagati né lo stipendio di dicembre né la 13ª, spiegano i lavoratori con i sindacati. Noi riteniamo che tutto questo sia veramente non accettabile nei confronti dei lavoratori, nei confronti del sistema occupazionale, anche per quanto riguarda l'aspetto imprenditoriale di Azza, che sta avendo una condotta a dir poco non tanto piacevole, perché fin da subito non ha presentato un piano industriale per salvare il perimetro occupazionale, ma cercando più che altro una salvaguardia sull'aspetto imprenditoriale. Il 20 gennaio si terrà l'incontro al Ministero del Lavoro per l'esame della cassa integrazione straordinaria. Nel frattempo, il 19 gennaio, il proprietario dell'azienda dovrà comparire in tribunale a Milano nel processo per l'incendio della Torre dei Moro divampato ad agosto 2021.